Ciao, buon inizio del weekly. Allora, ho un prurito, mi sta venendo fuori un brufolo, penso, perché quando mi fa prurito qui vuol dire che sta per uscire un brufoletto. Allora, oddio, non ho neanche più sistemato la camera, ho appena pulito, ho passato l'aspirapolvere e mi sono dimenticata di risistemare quello che ho spostato. Allora, devo andare a fare la doccia e devo ancora accendere il fuoco, sono le 4:20 circa. E cosa volevo dirvi? Niente, che oggi sono andata a lavorare, ieri pomeriggio siamo stati a fare spesa e vi ho registrato il video spesa, lo farò uscire adesso appena riesco a editarlo, lo metterò online, insomma, lo caricherò e lo programmerò. E cos'altro volevo dirvi? I capelli stanno sbiadendo sempre di più e qua sono diventati addirittura quasi azzurri. E volevo farci il fucsia adesso. Questa settimana lavorerò fino a venerdì, poi starò a casa 2 giorni perché sono di riposo. E niente, ieri siamo stati appunto a fare la spesa, abbiamo pagato con i buoni pasto e una spesa e l'altra spesa invece pagata normalmente con i soldi. E basta, sembra primavera di fuori, è bellissimo. Ah, volevo anche dire una cosa, per chi guarda i miei video, ma c'è stata solo una persona che ha scritto un commento tipo che è lamentosa, una cosa del genere, e non guardare il video, no? Se io ti sembro una persona che si lamenta sempre e io sono così di carattere, per cui non, cioè, sono tipo Kia Screech, non so se la seguite, ecco, anche lei si lamenta sempre, magari fa polemica, ecco, io sono più o meno uguale, mi lamento spesso, e se vi do fastidio, cioè, ci sono altri miliardi di canali su YouTube che potete andare veramente, cioè, tranquillamente a vedere. Non serve che state qui a guardare i miei video per lamentarvi. E comunque volevo anche dire una cosa. Io molte parole che non voglio vengano messe nei commenti le blocco, per cui esiste questa possibilità, e per chi non ha un canale non lo sa, i commenti che contengono le parole che noi mettiamo in questa lista non vengono pubblicati, quindi mettetevi l'anima in pace. Adesso vado a lavarmi, che è proprio ora. Una parte di cena preparata già in tavola. I capelli sono ancora più chiari, stanno diventando azzurri, guardate, le punte sono azzurre, solo che adesso fanno schifo perché non sono in piega. Li ho lasciati asciugare così da soli e quindi non stanno bene, lo so, ne sono consapevole che fanno schifo così. Devo andare a tagliarli, devo prendere appuntamento. E cos'altro? Questa sera carne che devo tirar fuori dal congelatore e scongelare. Del fuoco l'ho acceso da un po', così vedete anche Pepe che sta girovagando. Panna invece è bella tranquilla e di fuori c'è ancora luce, sono le 6:15 quasi e c'è ancora luce. Che bello, si stanno allungando tantissimo le giornate. Vi do un piccolo aggiornamento. Ieri abbiamo preso Tuk Crisp alla paprika. Sinceramente un'onesta opinione su questi, mi sembrano uguali a quelli normali, questi Tuk qua, quindi queste patatine mi sembrano uguali a quelle normali, non si sente tanto la paprika, quasi per niente, e quindi sì, ve le posso consigliare anche queste, ma se vi piace proprio il gusto di paprika forte, no, sinceramente no, perché sembrano quasi normali. Eccomi, oggi è martedì
e sono ancora al lavoro ma ho finito. Adesso mi vesto e vado a casa. Ho creato con la resina ieri sera di nuovo, yeah, e ho fatto alcune creazioni. Per queste creazioni mi serve fare 2 colate e quindi una l'ho fatta ieri sera e oggi vedo se posso fare la seconda, quella dietro. Oggi volevo continuare con queste colate, con questo, perché volevo fare un video abbastanza, cioè volevo fare un po' di creazioni, non 5 di numero, e quindi oggi continuerò. E basta, nient'altro. Io adesso non vedo l'ora di andare a casa, di mangiare perché ho fame, di mangiare soprattutto. E basta, dai. Abbiamo lavorato bene anche oggi e la stagione è finita ormai, non c'è più niente. E vabbè, meglio così, si lavora più tranquillamente, senza pensieri, senza rotture varie. Cioè, io non so se voi ci potete credere, ma ci sono più di 20 gradi e fuori non c'è il sole. Vabbè, non si vede. Non c'è sole, in casa sono 15 gradi. Cioè, assurdo. Non lo so, ma come fanno ad esserci così tanti gradi a questa stagione? Boh. Comunque, ho appena fatto la doccia, i capelli non li ho lavati perché voglio decolorarli e quindi sì, c'è un altro cambiamento, un altro cambiamento in meno di una settimana, ma sono già stufa perché non mi piace il biondo questo qua scuro mio e quindi li decoloro. E l'avevo già pensato in realtà, poi ho voluto fare il viola per vedere quanto prendeva sui miei capelli. Fatta questa prova, adesso posso decolorarli e giro per casa come una vagabonda ogni volta che vi faccio questi video, lo so, abbiate pazienza. E ecco, adesso c'è il sole, è bello, si sta con tutto aperto, cioè veramente è un sogno. Adesso accenderò anche il fuoco e miracolo ho anche già fatto la doccia, che di solito la faccio verso sera e invece sono le 4:20, io ho già fatto la doccia, cioè veramente è una cosa stranissima per me perché di solito tardo sempre a farla. No, non c'è Pepe qua perché di solito va nella vasca bagnata e anche Pipo e anche Panna. Questi furbi vanno a leccare l'acqua. Cioè, posso avere dei gatti normali io? No. Rieccomi, oggi è... oddio, che giorno è oggi? Mercoledì, vero? Mercoledì, giovedì, sì, oggi è mercoledì e ho i capelli biondi. Alla fine ieri li ho decolorati e la tinta viola non è andata via del tutto. Ahimè, sono rimasti tutte le punte viola, viola lilla chiarissimo, insomma, un colore veramente chiaro. Beh, io sapevo che rimanevano così perché a me quelle tinte non vanno via. Sono semipermanenti ma non vanno assolutamente via. Poi cosa volevo dirvi? Qui ho Silvano che mi fa tante coccole e c'è anche Alfa, eccolo. Sì, sono seduta per terra tanto, il mio Alfa. E Silvano, fatti vedere, Silviano. Silvano. Finito anche oggi di lavorare e il tempo è strano. Oggi è tutto nuvoloso. Ogni tanto esce uno spiraglio. Ah, Angela! Oh, sta arrivando Angela, è tanto che non la vedete voi, perché abita in un'altra casa adesso e va avanti e indietro praticamente. Vieni Angela. Adesso. Oh, Giolina, Giolì, Silvano. Hai visto è arrivata Angela, Silvano? Angelina. Angelina Jolie. Ciao Angelina Jolie. Oh, Angie. Oh, che belli. Madonna. Ti vedi il vano? Angela. 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 Silvano, 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 Silvano. Silvano.
E Alfa! Ciao! Ciao Alfietto! Ciao Alfietto! Fafito! Questi sono i danni delle pulci, dove vedete che le manca il pelo. Angela, Angela, ecco, qua, questi sono i danni delle pulci. Vero Ti? Perché lei è allergica ai morsi delle pulci e quindi questo è il risultato. Lei che si lava sempre, e vedete qua sta andando via il pelo anche qua. Vero puzzolottola? Angiolina. E niente, le pulci le prende nell'altra casa dove sta, perché là non vengono curati i gatti, qua sì. E quindi quando viene qui, in genere quando lei ha bisogno di essere curata, allora viene qua. Se no se ne sta via da casa, insomma. E adesso è ora che venga curata. A me ogni tanto beccano le pulci, cioè mi mordono, quelle dei gatti, eh. Quindi non è vero che non vanno sugli umani, è vero, cioè, vanno, ma ovvio, raramente può capitare che mordano anche gli umani, quello sì, perché io ne sono la prova. E infatti quando sto con loro ho sempre un po' di pensiero, anche perché potrei portare potenzialmente le pulci a casa ai miei gatti. E quindi sono sempre un po' in pensiero. Buongiorno, oddio, che stanchezza che ho. Oggi è venerdì, ultimo giorno di lavoro per questa settimana, che domani e dopodomani starò a casa. Mi sono proprio appena alzata, adesso svuoto questa perché io la sera ho un freddo a letto che poi di notte ho caldissimo, però quando vado a letto io ho bisogno di qualcosa di caldo per riuscire ad addormentarmi. E quindi mi tocca farla ogni sera a voi. Vabbè, niente, adesso vado a mettere l'acqua per la pasta. Non so oggi che cosa fare di pasta. Ho il sugo di ragù che mi ha dato mia mamma, però non so che pasta fare insieme. I capelli stanno come vogliono ogni volta e vediamo cosa fare. Cioè, guardate i gatti cosa fanno. Questo è Pepe, che sposta tutto, è sempre lui. Nessun altro. Vabbè. Ecco. C'è ancora la luna. Oh, non la vedo più. Ah sì, è ancora lì. Pepe? Bonjour! Io oggi dovrei cambiare lenzuola, cioè bonjour, un corno perché è mezzogiorno passato. Ho appena finito di lavorare, sono appena arrivata a casa e in realtà vorrei cambiare lenzuola oggi perché c'è una bellissima giornata e posso mettere la lavatrice. Nel frattempo arriva Franz, mangia, il pranzo è già pronto, lo sapete, e poi vado a mangiare su dai miei, quindi riesco a fare tutto. Qui c'è Pepe. Pepe mi segue sempre ovunque. Niente, quindi io direi di buttare fuori le coperte, far prendere aria e nel frattempo disfare il letto, fare la lavatrice e dare da mangiare ai gatti, ma ce l'hanno ancora da mangiare, quindi loro sono tranquilli. È bellissimo di fuori, c'è caldo. Io non so quanto registrerò ancora oggi, però vi dico già che praticamente con martedì l'hotel chiude. Con martedì io potrei starmene a casa. Con il 21 di questo mese io potrei stare a casa. Però non so quanti giorni di ferie ho, quanti permessi ho, quante ore di permesso ho,
e quindi non so quanto posso stare a casa. E lì devo chiedere, insomma, non si sa niente, è tutto un forse, non si sa neanche se ci pagano, per cui io incrocio le dita, spero di sì, veramente, perché altrimenti siamo messi male. E già mi andrò a fare controllare tutte le paghe. Comunque l'hotel chiude e quindi io sono contenta perché potrei stare a casa dal 21. Ecco, io voglio lavorare fino al 31, ma sono 10 giorni e non c'è lavoro per quelli, cioè non so come spiegarvi perché non vi ho detto dove lavoro, quindi non so neanche come spiegarvi la cosa. Comunque è così. Quindi i capelli non li ho neanche pettinati oggi. Cioè, mi sono alzata, li ho lasciati com'erano, ho messo solo un po' di lacca, basta. I capelli sono a posto. E oggi il ciuffo è di qua e pazienza, oh, io li lascio sempre come sono. No, sono troppo lunghi e quindi questo ciuffo qua non sta dove dovrebbe stare. Vabbè, niente, adesso preparo la tavola per Franz e faccio quei lavori di casa. Buongiorno, oggi è sabato, non ho chiuso ieri il vlog perché volevo aspettare oggi e anche perché mi sono poi dimenticata. E dunque, ho appena messo una lavatrice, visto che è sabato e ho la giornata delle lavatrici, sabato e domenica in genere. Ciao Pepe, i gatti hanno mangiato, io devo ancora fare colazione e vado adesso. E poi devo andare a comprare il pane, quindi vado io questa volta, vado a comprare il pane perché siamo senza e basta, non ho niente da fare, infatti sto pensando a dei video da registrare oggi e domani perché non ho niente da fare, in casa non ho voglia di fare niente perché tanto lunedì sono di nuovo al lavoro e quindi non ho voglia di fare niente qua in casa di pulizie grosse e le farò più in là. Ieri ho preso il sole, che bello, ho già il segno del costume, cioè non ci credo, bellissimo, il mio sogno avere già il segno del costume, ce l'avevo già dall'anno scorso addirittura, cioè ho tenuto tantissimo la bronzatura quest'anno, tra l'anno scorso e quest'anno. Allora mi faccio un po' di latte e latte con un po' di latte col pane, o un panino forse vecchio, non lo so. Pepe, hai mangiato? Hai mangiato? Pusi? Madonna, che bello che sei. Pipo? Lui guarda gli uccellini e si mette così ogni volta. Non salire sul davanzale, no, mezzo su, mezzo giù. Vero Micio? Sì. Iniziano gli uccellini adesso. Questa penso la metterò di fuori perché qua non si è ancora asciugata. È ancora un po' umida. D'altronde è di lana, per cui insomma ad asciugare ci sta un po'. Ah, ecco, devo mettere via i copricuscini qua, le federe, le fodere dei cuscini. Non so mai come chiamarle. Metto via queste e ho tolto ufficialmente quella coperta che ho lavato dal letto perché inizia a essere caldo di notte. Sì, io uso ancora il maglione questo qui di Pile, però inizia a essere caldino. Adesso lascio aperto anche la porta qui così passa aria ovunque. E ho tutte le finestre aperte e questo è il tempo di oggi. È tutto velato, c'è foschia, però non è caldissimo. Da voi com'è il tempo? Cioè com'è il clima? Si sente che sta arrivando la primavera o è ancora un po' così così? Cioè qui si chiude la porta. No, qui io ho ancora le lenzuola invernali, ma non penso mancherà tanto per cambiarle, forse in aprile. Ancora a marzo mi sa che teniamo su queste. È che quelle invernali mi danno fastidio perché si attaccano al pigiama, per cui quando mi giro nel letto si girano anche le lenzuola con me. Questo è l'aggiornamento di questa mattina. È bello essere a casa, è bello. È strano ma bello. E domani anche sarà strano perché è domenica, di solito lavoro la domenica e quindi sarà ancora più strano, poi c'è a casa Franz e quindi non lo so. Non andremo da nessuna parte domani perché io sarei voluta andare dove vi ho portata in estate, dove vi abbiamo portati in estate, sulle Cinque Torri, Rifugio Scoiattoli, solo che c'è una gara e quindi ci sarà un casino totale, quindi non si può andare lì.
e basta. Io giro per casa, come sapete, ho ancora sonno perché pensavo di dormire tantissimo, invece ho dormito fino alle 6 e qualcosa. Cioè io, vabbè, vado a fare colazione, vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo weekly vlog. Ditemi qual è stato il pezzo di weekly vlog che vi è piaciuto di più, anche se il weekly non è chissà che in sé come video, però ditemi questo. Vi saluto, vi ringrazio, ho l'allergia agli occhi, è iniziata ufficialmente l'allergia, è iniziata. Come l'anno scorso vi torturerò tutto il periodo primavera, estate, autunno con l'allergia e basta. Ci vediamo in un altro video. Ciao, statemi bene, mi raccomando, e ci vediamo la prossima settimana con altri video. Ciao!